A Southport, sobborgo di Liverpool, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato diversi bambini in un centro per l'infanzia durante una lezione di yoga e danza ispirata a Taylor Swift. L'attacco ha causato la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 9, 6 dei quali in condizioni critiche, oltre a un paio di adulti gravemente feriti. La polizia, intervenuta rapidamente, ha arrestato l'aggressore. Si tratta di un ragazzo di 17 anni di Banks. Esclusa l'ipotesi terroristica, sono in corso le indagini per stabilire il movente. Re Carlo e la regina Camilla si sono detti profondamente scioccati per l'accaduto, mentre il primo ministro Keir Starmer e la ministra dell'interno Yvette Cooper hanno espresso il loro sgomento. La comunità locale e l'intero Regno Unito sono profondamente colpiti da questa tragedia. Hezbollah ha rivendicato l'attacco che ha ucciso un civile israeliano nel kibbutz a Gozrim, lanciando decine di razzi contro una base militare vicina, la maggior parte di quali è stata intercettata dall'Iron Dome. Gli attacchi di Hezbollah dell'8 ottobre hanno causato 25 morti tra civili israeliani e 18 tra i soldati dell'IDF. Hezbollah ha minacciato di entrare in Galilea se Israele dovesse invadere il Libano. L'esercito israeliano ha annunciato il ritiro della 98esima divisione di Khan Yunis, dopo operazioni di oltre una settimana, durante le quali ha ucciso più di 150 terroristi e demolito infrastrutture di Hamas. La difesa civile di Gaza ha riportato circa 300 morti dall'inizio delle operazioni il 22 luglio. L'IDF ha ammesso che alcuni ostaggi rapiti da Hamas potrebbero non essere mai ritrovati, con 111 ostaggi ancora a Gaza e 39 confermati morti. Chi può lasci il Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha esortato i connazionali presenti in Libano a rientrare e ha sconsigliato viaggi verso il paese, a causa della situazione instabile. La prudenza è massima per i 1.200 militari italiani che addestrano le forze armate libanesi e i 3.000 cittadini italiani che vivono lì. Dopo l'uccisione di 12 ragazzi a Maid al-Shams attribuite ad Hezbollah, Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto hanno chiesto un intervento più decisivo da parte dell'ONU per evitare un'escalation di violenza nel sud del Libano. Crosetto ha ribadito la necessità di rafforzare l'azione diplomatica e militare dell'ONU e di sostenere l'esercito libanese per controllare Hezbollah. Il livello di allerta per la sicurezza del contingente italiano nella missione UNIFIL è aumentato, con richieste di modifiche alle regole di ingaggio e una strategia più forte. Tajani ha sottolineato l'impegno dell'Italia per la pace e la stabilità nella regione e ha richiesto protezione per personale ONU, auspicando che la situazione non peggiori. Questa mattina è stata uccisa l'orsa KJ1 in Trentino, su decreto del presidente della provincia Maurizio Fugatti, che ha revocato 2 ordinanze sospese dal TAR. KJ1, considerata pericolosa secondo Pacovas e ISPRA, era responsabile di varie interazioni con l'uomo, l'ultima delle quali il 16 luglio. Le associazioni animaliste hanno protestato, senza successo. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Picchetto Fratin, ha criticato la soppressione come soluzione inefficace e ha proposto la sterilizzazione. Anche il Movimento 5 Stelle, con Sergio Costa, ha criticato l'abbattimento come crudele e ingiusto. Le associazioni EMPA, LAV, Leida e OIPA hanno impugnato il decreto, lamentando un'indagine incompleta e accusando Fugatti di eludere la giustizia amministrativa. L'AV ha denunciato un uso improprio della legge provinciale che permette di uccidere fino a 8 orsi l'anno.